L'efficientamento energetico abitativo è una questione molto importante, soprattutto nel quadro del cambiamento climatico. Ricordo infatti che gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici incidono 6 volte in più sul totale delle emissioni di CO2 in ambito urbano rispetto al traffico veicolare. Per questo motivo, per migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città, oggi è necessario focalizzare l'attenzione non solo sul concetto di mobilità sostenibile, ma anche su quello di riscaldamento sostenibile, adottando interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio la sostituzione degli impianti di riscaldamento più vecchi e meno efficienti con impianti più moderni. La consapevolezza da parte dei cittadini è certamente importante, ma è la politica che deve rimboccarsi le maniche. L'Unione Europea è già all'opera su queste tematiche. Nei prossimi mesi il Parlamento europeo definirà i regolamenti che indirizzeranno i fondi europei per lo sviluppo regionale all'interno del quadro finanziario 2021-2027. Questi fondi hanno l'obiettivo di ridurre le disparità regionali nell'Unione e i relativi regolamenti determineranno i campi in cui investire i fondi. In questa fase sottolineare l'importanza dell'efficientamento energetico sarà una delle prime azioni concrete di investimento per l'attuazione del New Green Deal, promosso dalla Commissione e sostenuto dal Parlamento europeo. In questo e in tutti gli step successivi sarà centrale la capacità di monitoraggio da parte delle regioni e sono felice di ricordare che in questo ambito l'Emilia-Romagna si è sempre dimostrata all'altezza, spendendo negli ultimi 5 anni il 99% dei fondi europei che le sono stati assegnati. Questo è un esempio di come le regioni italiane e l'Unione Europea insieme possono muovere passi importanti, determinanti per il futuro e il benessere dei cittadini. Il New Green Deal, che segnerà la roadmap delle attività della Commissione e del Parlamento europeo, non è un semplice piano per l'ambiente, ma un progetto molto più ampio che punta a ridisegnare il nostro modello di sviluppo. Una strategia per la crescita e lo sviluppo sostenibile che vuole cambiare il nostro modo di produrre, di consumare, di vivere. Dalla rinascita di questo piano dipenderà il futuro non solo di questa legislatura europea, ma soprattutto del nostro pianeta e delle future generazioni.